Amici bellini, scusate il ritardo, stavo al gaming, dovevo fare un po' delle cose, mi sto divertendo un mondo. Siamo arrivati alla fine, finalmente, di queste nazionali, col patè d'animo addosso, fortunatamente forse nessuno si è fatto male. Olivera, cominciamo. E questo video per forza deve rimanere breve perché non c'è niente da dire, se no che Olivera ha fatto una grande partita. Ma andiamo nel dettaglio, nel dare il benvenuto a Lorenzo Caldieri, nel ringraziare Alfonso in maniera particolare e a tutti i nuovi iscritti e ai nuovi membri del canale, il gruppo Telegram. Lasciate un like perché siamo arrivati alla fine e non ce la facevamo più. L'ultima partita Olivera ieri notte, per voi stamattina, non lo so, i fusi orari. Insomma, mi collego per guardare un pochino perché l'Uruguay stava in vantaggio addirittura sul Brasile, poi dopo un gol lo fanno. Ma quello che vi volevo far vedere è che devo fare screenshot così, Olivera migliore in campo per loro. Poi aggiungo, bisogna guardare la partita perché sì, difensore centrale Olivera, però c'erano dei momenti in cui l'Uruguay si doveva difendere a 5 e quindi Olivera risultava braccetto di sinistra. Insomma, una di quelle ipotesi di cui parlavamo spesso, e secondo me, lo dicevano alcuni amici e mi sembra evidente, che non avendo quella cosa del passaggio in profondità o di un grande piede educatissimo, il piedino di Mario Rui, forse è più difensivo se sta molto attento, se sta molto concentrato a livello difensivo. Quello che mi è piaciuto di Olivera, nello specifico del finale di partita che ho visto, sono gli intercetti quando deve rompere la linea. Ovviamente consideriamo che giocava contro il Brasile, un Brasile che gioca con un 4-2-2-2, insomma senza punti di riferimento. Sappiamo quanto è importante non dare punti di riferimento. Trovano molto spesso il passaggio tra le linee, quello ti può mettere un po' in imbarazzo, e Olivera evidentemente aveva da Bielsa il compito di rompere la linea e di andare a chiudere nei mezzi spazi, e l'ho fatto molto bene, con grande senso di tempo. Sai, scalare immediatamente e andare ad aggredire il pallone, e quindi ci sono gli intercetti nel rompere la linea. Lo vediamo anche in questo recap fatto da Napoli Zone proprio sui numeri di Olivera. 90 minuti, 2 chance create, 95 di passaggi precisi, 41 su 43, questo mica male, mica poco, metà dei contrasti vinti, un blocco, 12 clearance, sai quando spazi il pallone e liberi, 4 intercetti, questi sono quelli là che vi dicevo io, 5 recuperi, 100% di duelli vinti a terra e 2 su 3 di quelli in aria, man of the match. Insomma, una grande partita. Io poi mi metto sempre paura perché ovviamente comincio a guardare la partita e dico un po' facito male, e Olivera è uno di quelli che ha la spina, ecco, c'ha quella sudamericanità lì. Oltretutto queste sono partite tiratissime, sentitissime in patria. E insomma, quando va poi in anticipo e va sul pallone così, prende mazzate perché magari anticipa l'avversario gli va addosso. Qua c'è stato un pestone volante, Olivera lacrime, mani in faccia, si rotolava, cittollo che fornuto. Ma mi rifaccio all'altro video dove abbiamo avuto la stessa sensazione, ha paura a un gol, però poi Olivera regolarmente in campo e anche con grande profitto. Quindi quando poi vediamo questa cosa qua, sempre corna facendo, toccando i ferri, o no, con V, in realtà in Italia si tocca ferro, si tocca ferro, mentre in America si bussa al legno, non lo so perché. Ma insomma, Olivera magari accentua un pochino quelle che sono le sue reazioni sul dolore, possiamo dirla così, e quindi ci possiamo tranquillizzare, e quindi molto bene, molto bene. Questo ci fa riflettere sul fatto che, se è vero che Manna ha detto che sul mercato abbiamo già speso tanto e non sarà facile intervenire sul mercato in un certo modo, se ci sono le occasioni, noi è chiaro che vorremmo qualcosa per far fare se Buongiorno deve fare uno starnuto e magari non affidarci a Juan Jesus di nuovo, che dobbiamo considerare fuori dal progetto Conte, onestamente. E quasi quasi mi viene da pensare Olivera mancino, che quasi sta abituando a fare il difensore centrale con continuità. Ecco, potrebbe essere una soluzione nel caso in cui Buongiorno ti viene meno,
ad oggi io, se devo scommettere su uno, non metto in campo Juan Jesus, anche se secondo me Conte si fida dell'esperienza di Juan Jesus, ma Juan Malamies, non metterei Juan Jesus, non metterei Rafa Marin, altro discorso da approfondire, mi giocherei Olivera lì e poi mi devo rendere conto se Spinazzola ce la fa, se posso adattare un Mazzocchi là sulla sinistra, che lo ha fatto in passato, se mi posso affidare magari a uno Zerbin, e così mi darebbe un pochino più di tranquillità, nonostante che sappiamo che Olivera comunque qualche sbavatura poi nel campionato italiano l'abbiamo anche vista, però è una possibilità che secondo me Conte deve tenere presente, perché è un lavoro che Olivera sta facendo e non è un lavoro banale, anche con avversari di grande livello e quindi con ritmi diversi, però, perché il ritmo del campionato italiano rispetto a quello sudamericano è un pochino più forsennato, ti pressano di più alcune squadre poi nello specifico, però sai, il campionato sudamericano un po' più laschi, a un certo punto non si pressava il portatore di palla, si aspettava, se la passava, non lo sapete come funziona, però da tenere presente come soluzione, come possibilità. Quindi togliamo da mezzo la foto dove si dispera e sta tutto fatto male, e insomma una bella soddisfazione per Mati che sta crescendo e che adesso ovviamente, dato che quando siamo quasi in antivigilia poi della conferenza, perché dobbiamo essere pronti per la conferenza, ce la farà a tornare in tempo, ad andare direttamente in campo. Se Spinazzola sta bene, io vi dico subito Spinazzola, se sta bene, però se riesce a resistere tutta la partita, o magari inizia Spinazzola e poi butti Olivera dentro. Dopo tutti i viaggi, il fuso orario, non mi sembra il caso poi di spremerlo e va a finire che si fanno male. Se discorsi sugli infortuni li teniamo presente, no, alla fine ci fanno sapere McTominay, tutto a posto, ci siamo spaventati, così Lobot dovrebbe aver recuperato e quindi così, quindi piano piano, e non andrei poi a rischiare. Ecco, se Spinazzola sta bene, vai Spinazzola, e considerando che probabilmente la Roma, e ci fanno sapere che Hummels non è pronto, che Tenafreve è rimasto in Germania, non è chiaro, ed ecco perché si capisce, no? Tu puoi cambiare gli allenatori, ma quando c'è un caos in società dove non si sa chi comanda, c'è sempre il rischio che ognuno si vede i fatti suoi, e quando si vedono i fatti suoi ti può andare bene, ti può andare male o ti può andare medio. Questo poi è la sorte che tocca alla Roma, come è toccata a noi l'anno scorso, e quindi non vorrei farli rinascere, farli riprendere grande fiducia proprio contro di noi. Dobbiamo stare molto attenti, ma non sappiamo che tipo di partita ci aspetta. La Roma un po' più guardinga ci aspetta, il Napoli che non si scopre, sarà una partita da pareggio, dobbiamo vedere, ma io farò poi la simulazione, voi saprete tutto. Non c'è molto altro a macchia di leopardo, molto altro da dire, se non che sto leggendo di iniziative, oltre a Manna ha parlato anche Bianchini, e stiamo leggendo, c'è una quarta maglia in arrivo, ci sono delle proposte che riguardano il marketing sia all'estero che in Italia, e ci sono delle cose che si vogliono fare. Io spero con tutto me stesso che si punti finalmente a riempire quello slogan da Napoli al mondo, che ci hanno anche copiato, da Londra al mondo, il Tottenham ce l'ha copiato. Però io se vado nei negozi la maglia del Tottenham la trovo, se il prossimo passo è far trovare la maglia del Napoli, tra l'altro bellissima, anche qui a New York come minimo, e nel mondo la si deve trovare, e non esiste proprio. Non sono molto, Bianchini è molto interessato al mercato asiatico, vorrebbe che Manna comprasse qualche giocatore asiatico per fare anche operazioni di marketing e di business. Vediamo, perché il mercato è sempre aperto. Ma si parla di Bonni, dice che il Napoli ha messo le mani su Bonni, si riparla di Ismaili, e là non voglio ancora commentare, perché altrimenti dobbiamo aprire la borsa e vedere tutte le cose nella scatola del mercato, e da quello esce anche che Kvar rinnovo, siamo lontani anni luce, quindi non ne vorrei parlare anche. Però era giusto per tenerci un pochino in contatto. Aspettatevi la quarta maglia non so quando, e se ci sono iniziative che il Napoli vuole fare all'estero, tenetemi presente. Non posso fare la Kings League per esempio, perché ci vogliono dei numeri pazzeschi, ma voi, i 25.000 voi, valete molto di più dei 25 milioni loro. Da New York, Valerio Fluido è tutto, lasciate il like che siamo tra di noi, vai.